Allora, cambia la demografia dei comuni, ineluttabilmente più persone anziane con problemi di carattere sociale, perché dopo andremo anche a rivedere queste dinamiche qua, che tipo di supporto possono dare i comuni, e diminuiscono i figli. I figli sono per la famiglia un aspetto estremamente positivo, se arrivano però, naturalmente se li si desidera, però adesso il massimo che una famiglia pensa è uno, arrivarne a due è già tanto, perché poi dare delle prospettive a questi figli diventa estremamente oneroso. Ho più fiducia nei sindaci dei comuni, città che della politica nazionale, almeno conoscono oltre il territorio e non si nascondono come gli altri. È quello che Beh, su questa risposta qua io sarei dell'avviso, intanto a livello nazionale vorrei che si tornasse, la maggior parte di noi che siamo sindaci vorremmo tornare al voto di preferenza, perché è bene che il territorio sia rappresentato dalle persone che ci vivono. E quindi uno elettore deve andare a votare Massimo Cavazzana perché spera che se va a Roma, se va in provincia, se va dove deve andare, porti avanti le istanze del suo territorio, cosa che in questo momento non avviene, per cui io potrei avere un parlamentare del mio territorio che è di Palermo, di Bari o di chissà dove. E questo è un problema molto grosso per la democrazia. Facendo così avremo molti più sindaci. Poi sappiamo che c'è un limite per i sindaci, per cui oltre un determinato numero di abitanti non ci si può neanche candidare a livello nazionale, quindi questo è uno sbarramento ingiustificato che anche come ANCI stiamo lottando, ma vedremo cosa ne uscirà fuori. Però io ritengo che la democrazia territoriale sia quella più importante, perché poi il cittadino vede il suo rappresentante e lo vota per quello che fa. Logico che se invece è tutto blindato e naturalmente il cittadino va a votare, chiunque vada a votare, e ci va una persona prestabilita da un terzo, e lì cade un po' il sistema della democrazia. In fondo noi siamo sindaci perché la gente ci ha votato. Se domani mattina non lavoriamo bene, io a maggio del prossimo anno, se mi andrò a ricandidarmi, avrò la possibilità di continuare a esserlo oppure no, ma avrò ogni singolo voto dei miei cittadini. Certo, quindi questo è un elemento fondamentale, a mio avviso, che bisognerà rivedere nel tempo, perché abbiamo assoluta necessità che in Parlamento ci siano sindaci e che questi sindaci portano le istanze della cittadinanza, grandi, piccoli, medi comuni, e si toglie così la possibilità di avere dei filtri o dei soggetti terzi che per la maggior parte magari hanno fatto percorsi prestigiosissimi ma nulla a che fare con il rapporto degli enti locali. Con i problemi del territorio, che sono i problemi reali della gente. Allora, denatalità appunto, cosa possono fare i sindaci, i comuni per aiutare le famiglie in questo senso, per dare appeal, perché poi se uno vuole fare invece studiare il proprio figlio, ha delle ambizioni di un certo tipo, o viaggiare, o portarlo a un museo, dargli una cultura, si scontra ineluttabilmente con i soldi. Allora, prima di tutto i sindaci dei piccoli comuni possono fare poco dal punto di vista economico. Io ho ad esempio un bonus per i nuovi nati, 300-400 euro, capite che non si va da nessuna parte. Però il primo aspetto è che questo Paese deve andare, a mio avviso, ma questo lo dico ad aspetto personale, ricreare una mentalità del gusto di essere genitore. Perché se non mettiamo questo non si va da nessuna parte, o c'è il gusto di essere genitore oppure prevale altro, c'è il gusto anche di avere un cane, un gatto. Io ho tantissimi anche miei clienti che potrebbero tranquillamente avere figli eppure hanno dei setter irlandesi o quant'altro e costano quanto i figli, se non più dei figli, anche perché i veterinari costano più dei dottori ordinari. E quindi bisogna ricreare una mentalità. Il secondo aspetto è bisogna trovare il modo di dare i supporti alle famiglie, e anche con una parità diversa, dove uomo e donna naturalmente si mettono in gioco proprio per avere questo aspetto importante di genitorialità, e su questo noi stiamo lavorando. Ci abbiamo provato anche con questo governo in maniera specifica, e in ogni caso non abbiamo tante alternative, perché se non nascono figli e se non siamo convinti di essere genitori con figli, ecco, il nostro paese implode. Il nostro paese implode e non abbiamo altre aspettative, però per quindi esempio, siamo obbligati a ragionare. Gli asili nido, che sono anche a volte comunali, Sì. o asili nido privati, e costano, perché mi dicono, ecco, quindi costano, quindi uno stipendio medio di una famiglia media, eccetera. Non parliamo di chi sta bene, perché c'è tutta la fascia alta, ma non ci riguarda. Sto parlando fascia media, bassa, non può sostenerlo, oppure sono pochissimi.
E anche lì effettivamente un problema, 8-9 ore di lavoro per una donna che magari vorrebbe anche tornare a casa un'ora decente e non dover correre tutto il giorno. È una vita molto sfibrante, perché poi è lo stress di dire altrimenti li devo affidare anche a una babysitter, quindi oltre all'asilo nido mi serve una babysitter e un aiuto per far fronte alle 3.500 cose. Ci si può mettere anche il padre, ovviamente, che è giusto che lo faccia, però resta sempre il problema delle 8-9 ore di lavoro e tutta questa cosa qua. Quindi non è che la vita è cambiata radicalmente e non c'è un supporto come in Francia. Certo. Per questo, in primis ho detto gli asili nido comunali. No, allora, noi sappiamo benissimo che un asilo nido comunale parte dai 350 euro, arriva ai 470 a seconda di dove è e di tutte. Poi pensiamo che una parte li dà lo Stato, li dà la Regione, li mette il Comune, cioè non è una cosa proprio da poco. E abbiamo questi costi che sono rilevanti. Bisogna assolutamente che lo Stato prediliga in maniera significativa questo investimento, che non è un investimento fine a se stesso, ma è un investimento per andare a salvare, diciamo, la continuità della nostra nazione. Quindi su questo ci dobbiamo arrivare. Qualche passo è stato fatto in avanti, il famoso assegno unico in qualche maniera ha tentato ed è partito, bisogna fare molto di più. E agire sul discorso perché poi sto pensando, perché ci sono adesso molte famiglie che hanno anche i genitori anziani, che diventano sempre più anziani, ben venga, arrivano ultracentenari, ce ne sono tanti, e anche quelli non è che abbiano chissà quale aiuto, cioè o vivono della pensione ma non possono neanche mantenersi in casa di riposo. L'altra vostra competenza, in che termini il Comune può integrare questo? Perché altrimenti oltre ai figli è anche i nonni o i genitori da accudire, che mi sembra una cosa fuori misura. Messaggio, poi mi parla delle case di riposo. Spesso i sindaci sono lavoratori e professionisti prestati alla politica e conoscono la vita reale. A Roma ci sono invece i politicanti di professione. Questa è una scelta, io dico sempre anche ai miei amici che fanno io faccio ormai il consigliere comunale da più di 32 anni, ho fatto di tutto praticamente, dal primo attacchinaggio fino al sindaco. Io penso che uno debba farsi la sua professione, fatta la sua professione può fare politica anche insieme alla sua professione, ma non deve fare della politica la sua professione. Ma questa è una scelta personale. Nel mio comune, ad esempio, noi siamo amministratori a costo zero, lasciamo tutto all'interno della nostra comunità, quindi ogni anno circa 70.000 euro restano in cassa comunale, però è per scelta. Ci sono tanti colleghi che non possono farlo, naturalmente, proprio per come hanno vissuto il loro aspetto politico, però, ripeto, bisogna tornare a fare politica, a mio avviso, con i contenuti della politica, perché se approfittiamo della politica per fare un lavoro, il rischio è che perdiamo di vista il cittadino, perdiamo di vista la qualità del nostro paese e anche il senso di amministrare, che è un senso, a mio avviso, che va preso a tutto tondo, perché dobbiamo essere nelle nostre comunità per migliorare la vita delle nostre persone. Il fatto, ad esempio, che un genitore non abbia il tempo di avere la possibilità di ricaricarsi, oppure non sia in grado di pagare l'asilo nido che costa 400, 450, 470 euro al mese, questa è una cosa gravissima, perché noi dobbiamo garantire prima di tutto il benessere delle nostre comunità, perché se non sono comunità che vivono in benessere gestiamo l'emergenza, e gestire un'emergenza porta sempre a danno, un danno che naturalmente può essere contingentato, ma quando entri in una città ti rendi subito conto di che dimensione è la città guardando le piccole cose, quindi vedi come funzionano le aiuole, dove sono i rifiuti, come sono tenuti i fabbricati, cioè tutto ha una parvenza e si traduce poi nel benessere del cittadino. Quindi la politica, a mio avviso, deve diventare ancora una volta un percorso che uno si conquista sul posto, non un qualcosa che viene dato perché in qualche maniera, in qualche momento, uno vale uno, ad esempio, e succedono delle cose strane per cui ti trovi a fare cose che non avresti mai fatto. Avere un figlio è diventato un privilegio, se non sei benestante farai una vita di inferno e privazioni. Non siamo nei paesi del nord Europa che, nonostante paghino meno tasse, hanno più aiuti veri per la famiglia e non elemosina. Oddio, io penso che avere un figlio, anche se fai i sacrifici, è la cosa più bella del mondo. Poi ci sono anche dei momenti in cui è molto dura, perché ci sono anche figli di persone che conosco io, che sono bravissime persone, che hanno avuto dei problemi, perché l'altro aspetto è l'aspetto sociale dove vivono i figli. Diciamo che noi, quando eravamo un po' più giovani,
avevamo la possibilità di fare delle esperienze che oggi sono quasi impossibili. Ad esempio un ragazzo di terza media non può fare un'esperienza di lavoro. Stiamo cercando di parlare con i sindacati, l'Alta Padovana l'ha già fatto, per dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare il lavoro prima di entrare nel mondo del lavoro. E questa è una cosa importante, perché quanti di noi sono andati a raccogliere pomodori, a fare i camerieri, prima ancora di andare a fare le scuole superiori, o prima o durante le scuole superiori. Questa cosa che invece nel tempo abbiamo perso, per cui i nostri ragazzi addirittura abbiamo figli che vanno a lavorare soltanto quando arrivano ad avere 24 anni. È una cosa che non esiste, perché? Perché naturalmente tutto fa esperienza, deve essere un'esperienza propositiva. Stiamo lavorando adesso anche noi con i sindacati per dare possibilità ai nostri ragazzi nel periodo estivo di fare un'esperienza di lavoro, che è una cosa importante, tanto più in questo momento dove mancano delle risorse fondamentali. Quindi è bene che i ragazzi facciano questa esperienza. Nel mio comune, ad esempio, abbiamo giovani custodi che sono ragazzi dalla quinta elementare ai 18 anni, hanno un vero e proprio libretto universitario, abbiamo l'accordo con 15-16 associazioni, ogni 4 ore fatta con quell'associazione perché lo vogliono loro, perché vanno all'Avis, all'Auser, alla Proloquo, eccetera, ottengono un timbro, dopo 80 ore prendono anche una borsa di studio per volontariato. Ma questo è una cosa che scelgono loro, cioè noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi una loro autonomia. Oggi invece i genitori supportano i ragazzi fino a 55 anni ed è una cosa che non esiste. Però la paghetta è stata istituzionalizzata e resa obbligatoria a questo punto per i genitori, per cui anche quello, se tu non dai la paghetta a tuo figlio e ti perché invece no, secondo me i ragazzi devono far fatica. Abbiamo dei parametri anche molto preoccupanti dal punto di vista sociale, perché le difficoltà c'erano anche una volta, però i genitori erano un po' più rigidi in qualche maniera, in senso propositivo, quindi i ragazzi potevano sbagliare e ripartire. Oggi invece si tutela il figlio a 360 gradi, tutelandolo a 360 gradi. Uno, se lo fai andare sempre in bicicletta con le rotelline, questo va in bicicletta, ma se non gliele togli mai, questo non impara ad andare in bicicletta mai. Oggi abbiamo un po' una mentalità di questo genere: se capita qualsiasi roba c'è lo psicologo dopo un quarto d'ora, se il figlio fa qualcosa ma non è colpa sua, è colpa degli altri, e quindi queste mentalità portano a delle distorsioni in alcuni casi. Quindi bisogna avere, secondo me, la capacità di dare ai nostri figli la capacità di essere protagonisti fin da subito, perché se non sono protagonisti fin da subito si annoiano, si trovano al parco, distruggono i lampioni. Nel mio comune hanno fatto recentemente 30 metri di muro segnato con quello che non doveva essere segnato, ma perché questo nasce da una mentalità che è molto negativa, che nasce anche molto dai media, no? Per cui domani mattina tu non hai altre possibilità che andati a trovare l'adrenalina per fare dei danni. Se invece l'adrenalina te la trovi perché vai in Croce Rossa a fare il volontario, o vai in Proloco alla festa della musica ad aiutare, alla Caritas dove hai preparato i pacchi. Ad esempio i nostri pacchi, quelli del Covid, sono stati preparati tutti dai ragazzi e da quelli della Caritas. C'è anche soddisfazione, ecco, insomma. Abbiamo risparmiato il 20% di costi sugli alimenti e i ragazzi hanno fatto i pacchi. Quindi secondo me le possibilità ci sono, siamo noi anche adulti che non siamo in grado di canalizzare le energie dei nostri ragazzi, che sono la metà di prima, quindi abbiamo ancora più responsabilità nel canalizzarli. Perfetto, allora abbiamo la pubblicità che incombe, quindi andiamo in pubblicità, avremo tantissime cose ancora da approfondire, mi sa che dobbiamo selezionarle al massimo tra poco.